Adesso è tutto finito per il signor Giuseppe Benetton, sta bene, e Michela, la volontaria, che l'aiuta, lo accarezza per lo spavento subito. Una storia a lieto fine, quello che ci raccontano e che arriva da Ponzano Veneto. Era stato male per alcuni giorni Giuseppe e grazie alla caparbietà della signora che decide di farsi controllare dal medico di base. Una vera fortuna perché durante l'elettrocardiogramma il dottore di turno si accorge che qualcosa non va bene al suo cuore. Dagli accertamenti si evidenziano delle irregolarità e a quel punto che il medico decide immediatamente che l'anziano deve essere subito ricoverato in ospedale prima che possa aggravarsi. Una storia che Michela ha voluto raccontare ai nostri microfoni per ringraziare della grande professionalità il dottore che era in servizio. Per me è stato questo dottore, ha fatto più del suo dovere mandarmi subito in pronto soccorso, perché se non fosse stato per il dottore questo, non so. Giuseppe è ancora spaventato e riesce a stento a parlare, ma ringrazia lo stesso il dottore che lo ha salvato. Adesso come ti senti tu? Senti? Da ieri già meglio, vero? Sì. È merito di chi allora? Ora. Del mio? Del dottore che ti ha fatto?